I centri di facilitazione digitale nascono nel 2019 da un primo progetto che si chiamava Innovation Lab, da dei finanziamenti della Regione del Veneto, a cui hanno partecipato 14 comuni del territorio della Regione, appunto, e sono stati aperti questi Innovation Lab, che sono dei veri e propri spazi fisici e virtuali dove viene fatta acculturazione digitale. Questi Innovation Lab a loro volta coordinano una serie di palestre digitali, ovvero dei centri più piccoli direttamente a contatto con i cittadini e dove i cittadini possono rivolgersi per andare a chiedere un aiuto digitale. We need to empower people through digital skills. We have to think about people who live in urban areas, but also in rural areas, so that the digital divide we don't want to be increased, but to be reduced. La giornata di oggi ci ha permesso di confrontarsi con altre regioni europee per capire che cosa stanno facendo anche loro sul tema della diffusione delle competenze digitali verso i cittadini, solo rendendo i cittadini più consapevoli, più informati, più formati sulle opportunità, per esempio dell'intelligenza artificiale, su temi come la cybersicurezza, i temi come le criptovalute, i temi come i servizi pubblici digitali, noi potremo avere veramente un utilizzo pieno delle potenzialità del digitale.